Chi è che mi rompe le palle, porca troia. Pronto? Pronto? Salve, sono Francesca di On Air Podcast Video. Buonasera. Chi è La che sto dà contattando un po'. Chi è che dà fastidio? Prego. Non ho capito. Sono Francesca di On Air Podcast Video per la video call. Ah, ma è oggi? Ah, yes! E oggi alle ore... Siamo un po' in anticipo, quindi sono alle 17:10. È Sì, prevista. La chiamo un po' in anticipo per darle qualche informazione tecnica. sì. Ok, allora, come funziona la video call? Le invieremo un link tramite WhatsApp. Cliccando sul link le va direttamente in connessione con lo speaker. Sì. Bisognerà utilizzare gli auricolari ed avere una buona connessione ad internet. Cosa utilizzerà per la videochiamata? Un telefono con Android o iPhone? È un iPhone. Allora, in questo caso il link che noi le inviamo lo dovrebbe aprire tramite Chrome o tramite Firefox. Bisogna evitare Safari, perché con Safari si blocca. Ah, è che È io possibile? non ho spazio perché ho tanti video dentro per mettere altri browser e non ho neanche le cuffiette. Ok. Come vogliamo fare? Vogliamo, non so, rimandare a quando ci saranno queste caratteristiche tecniche, perché altrimenti andiamo in difficoltà? Mi dica lei. Ci vorrebbe che mi mandano un telefono nuovo e delle cuffiette. Questo mi sembra un po' più complicato. Vogliamo provare a farla comunque anche senza cuffiette e vediamo come viene? Sì, dai, vediamo come viene senza cuffiette. Ok. Io lo segnalo. Il posto è silenzioso dove si trova? Adesso sono in una strada, dovrei essere tipo a Maerne. No, ma non la facciamo adesso l'intervista, alle Ah. 17:10 la contattiamo. Sì, Ok? Allora, dunque, facciamo un rapido check dei dati. Web designer Yuri Bertoldero. sì, quello è quello che uso per arrotondare, diciamo, non è il lavoro principale. Ah, io qui ho una scheda che mi dice Yuri Bertoldero ci spiega che lavoro svolge e che servizi offre alla sua clientela. Si occupa anche di social perché un'azienda deve affidarsi ad un imprenditore come lei? Sì, diciamo soprattutto di social, diciamo che io lavoro con un sito internet principalmente, no? Che è un Ok. sito di vendita di transgender africani. E se magari può interessare, si può fare pubblicità, è www.abadulsupalcool.croce. Adesso non so Non mi se è sta prendendo possibile. in giro per caso? No, E come si chiama il sito? www.abadulsupalcool.croce. Ok, punto croce. Sì, Ok, benissimo. Ehm, Va bene, la sua mail è info@yuriwebdesign.it sì, questa è quella che uso appunto per il secondo lavoro, per arrotondare, per il insomma. secondo lavoro. Ok, va bene, e viene dal Veneto. Più o meno, sì. Vivo in camper. Ok, vive in un camper, quindi gira Sì, comunque. sì, 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 anche perché sennò avrei la finanza e la polizia sempre dietro con le attività che faccio, e quindi sarebbe un po' un casino, insomma. Ho capito. Vabbè, io la saluto comunque, arrivederci. A Buona dopo, giornata. saluti. Sì, sì, a dopo. Allora ragazzi, mi dispiace aver fatto il video così velocemente perché stavo facendo altro, ok? E niente, questa è la famosa Radio News 24, l'hai vista anche su Striscia la Notizia, sono dei truffatori, ti propongono di fare una video intervista che poi neanche andrà mai in onda, no? A sentire gli intervistati che, ripeto, ti metterò magari il link della puntata che hanno fatto su Striscia, e ti vendono praticamente la registrazione. Difatti, come ci ho scritto nei messaggi, adesso purtroppo vabbè, ormai la puntata è andata come è andata perché volevo fare una cosa meglio, tirarli in ballo meglio e riuscire ad andare in onda, no? Per dirgli ste stronzate, che poi in onda figurati se ci si andava. Però vabbè, si sono raccomandati tantissime volte di usare le cuffiette proprio per il motivo che sta accadendo adesso, per non registrarli, hai capito? Se vai a leggere anche i messaggi che mi hanno mandato, la cosa più importante era quella di usare le cuffiette, hai capito? E niente, state attenti Italia, o meglio fate quello che volete, però non date soldi a nessuno. Oi, 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 oi. Pronto? Pronto? Sì, salve Giuri, sono Pedro di On Air per l'intervista. Ciao, ciao, ciao caro, ciao.
Ciao, è pronto? Chi? Lei, ti dico, per l'intervista. Ah, io? Sì, vai. Allora, bene, guarda, gli ho mandato il link per accedere alla piattaforma dove registriamo le nostre interviste. Le basterà cliccare, dare un paio di consenti ed è tutto, va bene? Ma fammela diretta, mi hanno intervistato in tanti senza far ste robe. Fammi le domande direttamente. Non potrei registrare l'audio. Eh? La piattaforma è Aspetta, perché necessaria per sono in una registrare. zona che non prende. Dimmi. Ok. Allora Yuri, vogliamo registrare in un momento in cui magari è più meno, diciamo, è più tranquillo? Ma io sono tranquillo. Però mi diceva che non può registrare. Non posso? Non può registrare oppure no? Possiamo registrarla? Mi dica Ma lei. sì, registra, che problemi c'è? Allora deve entrare dal link però, perché noi utilizziamo la piattaforma. Ma per se registrare, è quindi tutto chiamate registrato, ti dico io, registra, no? Hai capito? Si fa sempre così. No, non ha capito Yuri. Deve collegarsi alla piattaforma e possiamo fare l'intervista, altrimenti così non posso. Questa è una chiamata per ricordarle dell'intervista, non siamo partiti. No, meglio di no, perché ti dico anch'io faccio le fregate ai miei clienti che gli faccio scrivere dei dati, dopo gli faccio i contratti falsi, quelle cose là, ma no. Nel mio caso, vedi, sono sempre prevenuto, o facciamo così al telefono o lasciamo stare, insomma. Va bene, allora forse non le avevano spiegato bene quando l'hanno contattata, Yuri. Ma non so, voleva un'intervista, io gli ho detto vabbè, ve la faccio gratuitamente, non è un problema, basta che non richieda troppo tempo e basta. Però se adesso andiamo avanti con tutte ste robe, lasciamo stare, insomma. Cioè, me ne hanno fatte tante di interviste, però nessuno ha mai avuto tutte ste robe qua. Cioè, mi fanno delle domande, 5 minuti e basta, ciao. Una piattaforma che serve a me per dare il record, registrare la chiacchierata, tutto qui. Non No. è nulla di... Va bene, però come vuole, come preferisce, se non vuole accedere non è un problema, cioè non lo facciamo, va bene. Ottimo, dai. La saluto, Ciao, Yuri, ciao. buona giornata. Qua devono aver fatto chiamare il titolare, come vedi l'intervista era alle 17:10 e ti pare, vedi, cioè te le spostano come vuoi. E il titolare è quello che hai visto su Striscia la notizia, no? Cioè della serie. C'era la tipa in difficoltà, allora passiamo il tutto al titolare e lui ha voluto capire se c'era qualcuno che gli tendeva un tranello, come hanno fatto quelli di Striscia la notizia, o se era semplicemente uno spostato tipo Singano. Eccolo.